Scatman's World. Veneziano. Allora ragazzi, Genoa-Milan, devo spiegare 2 o 3 cose. Purtroppo come al solito ho paura che Avermedia ha un problema con Windows 8.1 a questo punto, perché mi dà dei problemi abbastanza continui. Allora, intanto io ho giocato la partita di ritorno di Coppa Italia che ho vinto 2-1 all'andata, quindi era abbastanza sicuro. Ho fatto 1-1 al ritorno a Milano e sono passato il turno. Poi 2 partite ho giocato, dopo quella con la Juve le ho vinte tutte e 2, però le avevo registrate, ma chiaramente il buon Avermedia non me le ha registrato l'audio. Andare a registrare in differita l'audio a me non piace, quindi pazienza, lasciamo perdere. 2 buone vittorie anche, sinceramente. Vabbè. Adesso chiaramente ragazzi la classifica è molto cambiata, incredibilmente, mancano 7 partite, se ne faccio una partita a video perché sono le ultime e ce la spariamo tutta perché dobbiamo entrare nel clima tensione campionato. Siamo a -2 dal Napoli, secondi, e a +1 sulla Juve, quindi ragazzi un momento veramente incredibile. Adesso una partita a video perché ne mancano 7, possiamo fare lo scudo. Attenzione fuori! Manzo che c'è il capocannoniere della Serie A con 20 gol, a +4 su Gervinho che ne ha 16. È stata tensione altissima perché ho cambiato idea in corsa, proprio mentre giocavo mi rendevo conto che possono succedere qualche partita così, quindi 0-0 no, proprio divertentissime. Facciamo sempre due partite a video fino alla fine, dai, perché fare vedere uno 0-0 può risultare pesante. Solo che mi sto nervosendo perché se vado a perdere punti in casa del Genoa mi girano veramente i coglioni. La cosa per i miei gusti è un po' troppo ufficiale. Grande Madonna Abbiati, mi sta salvando il culo in questo periodo. Gol. Grande Abbia. Vertonghen. Salvio. Occhio, bravissimo. De Jong. Vai Manzo, fai la protezione. Madonna, Manzo che ci scarta tutti. Manzo che ci scatenato! 21esimo gol di Marione. 1-0 Milan. Sempre più Mandzukic. Grande Marione. Grande Marione. Oh, Marione, ale. Super Mario Mandzukic. C'è solo Super Mario. Ho lasciato Super Mario Balotelli che di super ha poco e ho preso Super Mario Mandzukic che invece è una stella, ragazzi. Sta facendo strada in sto campionato, E il bomber. Antonelli, perdono il possesso. Blind vede Salvio. Salvio con la sua velocità riesce a sopperire a un fisico non proprio devastante. Che buco, gol del Genoa, incredibile. Incredibile gol del Genoa. 1-1, guarda che cagata che ho fatto. Cagatona devastante. Non ci voglio credere, adesso ho 20 minuti abbondanti per recuperare, cioè per vincerla di nuovo, per tornare in vantaggio. Stai calmo, come stai calmo. Guarda che gol che ho preso da Pippa. Ah, Dio mio. Dai Fiori, dai, Tarapt. Zemaili, vai Zema. Vai Blind, l'uomo dei gol impossibili. Vai Blind, però c'è Tarapt, Blind. Non ci credo, cosa ho sbagliato. Sto buttando via la possibilità di vincere lo scudo così.
Il campionato mi ha dato un'altra chance e la sto riperdendo, è pazzesco. Mi ha dato 2 chance. È inaccettabile, Beppe. Matusalem. È inaccettabile. La cosa è veramente inaccettabile. Interrompono l'azione allentando la pressione sulla difesa. Il risultato non si sblocca. Salvio fa il numero. Salvio fa il numero. Vai Salvio. Vai Salvio. Vai Manzo. Il Manzo. Tarabt, ti prego. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, Beppe. Non ci credo. Ma va a cagare. Che schifo. E qua perdiamo lo scudo. Si avvicina l'area. Qua perdiamo lo scudo, pazzesco. Un'altra chance, sì, però non è possibile, ci sono degli script qua. Era gol, era gol, era gol. 2 di recupero. E conquista il possesso palla. Ultima chance veramente. C'è spazio per una ripartenza. Salvio di testa, erroraccio. Qua si finiscono tante possibilità. Io spero in un pareggio del Napoli, se no è veramente dura. Ragazzi, incredibile, il Napoli ha perso, la classifica è questa: Napoli 73, Milan 72, Juve 71, campionato incredibile. Adesso col Catania in casa bisogna vincere assolutamente. Vai Fio, andiamo a vincere. Adesso sto tomando un messaggione io sul telefono. Tra pochi istanti l'arbitro darà il fischio di inizio. Le due squadre cominceranno a confrontarsi per puntare alla vittoria. Gara di oggi tra Milan e Catania. 73 Napoli, 72 Milan, 71 Juventus. Campionato bellissimo. Se vincevo però ero primo, ma lasciamo perdere. Incredibile cosa ho recuperato però Fioi. Dopo un giorno d'andata pessimo. Con il Catania però vogliamo i 3 punti, li pretendiamo. Che brutto. Cerca di intervenire scivolata. Vai Blind. Mandzukic. Chissà cosa ci riserverà oggi il Milan. Si tratta di un attaccante sempre in movimento. I difensori avversari devono faticare molto per contenerlo. Occhio Fioi. Nel Catania non possiamo perdere. No, non ci credo. Izco. Bravo Abbia. Salvio. È riuscito ad archiviare un pallone tutt'altro che semplice. Montolivo. Tiro impossibile di Riccardo. Salvio. Bravissimo Salvio. Salvio si invola. Onda di testa fuori. Sì, bellissimo lo stacco, ma non è riuscito a impattare perfettamente con il pallone. Nulla da fare, ha tirato male, ma d'altronde era marcatissimo. Ma dai. Ha toccato la palla con un braccio, ma non vi è basta un interdetto volontario. Sicurissimo il portiere che fa la pizza. Occhio. Isco. Bravissimo Onda. Buon recupero di Onda. Vede Salvio. Si contendono il controllo del Vai Salvio, fregagliela. Niente. punizione per il Milan. Blind. Avanza palla al piede. Blind qua ha fatto veramente un tiro senza pretese. Giungere in porta. Djordjevic. Plasil. De Sciglio. Sbaglia De Sciglio, Plasil recupera. Incredibile. Incredibile papera di Abbiati. Non ho parole per descrivere quello che è successo. Non ho parole. Che schifo però.
Sarà durissima. Adesso dobbiamo fare la remontata. Abbiati ha fatto un errore veramente incredibile. Magnifica l'azione avversaria. Dai fioi. C'è tensione adesso, Mandzukic. Bellusci. Checco. Il Milan si è qualificato Niente da fare. per i preliminari di Champions. Al termine di un'ultima giornata di campionato ricca di emozioni. Dai. La squadra è stata ringiovanita negli ultimi anni, ma la strada per tornare ai fasti di un tempo in Italia e nel mondo sembra ancora lunga. Hai ragione Bergomi. Faccio fatica a commentare ragazzi perché perdere col Catania in casa veramente vuol dire non meritare lo scudo, Proprio vuol dire non meritarlo. San Siro è impietrito. San Siro è veramente impietrito. Dazio. Gol del Catania 2-0. Blackout Milan. Blackout Milan. Ancora 2 gol ha fatto. E Tarabt per onda. E ho spostato Salvio a destra. Adesso offensivi, concentrazione. Ci giochiamo tutto. Zemaili. Non ci credo, parata, poteva essere subito il 2-1. Calma, relax. Attenzione fuori! Perché? Ho messo la squadra iper offensiva ragazzi. Adesso c'è pressing di tutto, c'è. Il baricentro è altissimo, non possiamo perdere, dobbiamo vincere addirittura, dobbiamo fare 3 gol in un tempo ragazzi, la vedo non prendere, la vedo un'impresa disperata. Incredibile buttare via così lo scudo, non ci credo. Guarda, infatti sono strasbilanciato adesso. Sono strasbilanciato. Calma, non buttiamo via la palla. Però manca già poco. Il tempo sembra volare adesso. Il tempo sembra volare, porca troia. Scusate il tempo, scusate gli sfoghi comendiani, ma dai, fallo di mani dopo. Ci sarà una sostituzione. Traversone. Vediamo cosa deciderà. Rigore? Ah, ecco, no, perché veramente spaccavo la testa. De Sciglio. Conquista la palla al centrocampo. Non posso fare però palla lunga al 61esimo. Niente, però purtroppo sembra che non posso proprio recuperare palla, infatti subito persa. Incredibile, però incredibile. Attenzione, erroraccio del Catania. Questo deve essere gol, questo deve essere gol, però questo deve essere gol. Non ci credo. Non ci credo, l'ho sbagliato. Non ci credo, non ci credo. Mandzukic, quel culo! Di testa! Niente, non ne va una. Non ne va una. Sono tesissimo. Va. Manzo. Vai Manzo. Vai Manzo. Vai Manzo, che ci metterci qualcosa Manzo. De Sciglio, ma poi De Sciglio dove arrivare la palla. Dai! (73esimo) è finita. Perdere così una partita, ragazzi. Ultra offensiva, non c'è più nulla da perdere ormai. Sembrava troppo bello per essere vero, poter veramente lottare per lo scudo in questa stagione bonus. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Lodi. Questo è il calcio, purtroppo il bello e il brutto del calcio, anche questo. Attenzione a Zemaili. Vede Salvio. Vede Salvio. Errore di Salvio, non ci sono più con la testa. Fuori gioco, no, Rigo. Non ci credo neanche fuori gioco, non ci credo.
di testa qualcuno, niente, non ne va una, neanche calcio d'angolo. La stanchezza sta per affiorare, questo cambio serve a dare nuova verve alla squadra. Buttato via tutto, buttato via tutto. San Siro è impietrita veramente, tutto il mondo è impietrito nel vedere questo scempio. È lunghissimo. Per il Catania 2-3 punti clamorosi. De Jong. Bisogna sperare in un regalo del Napoli, cioè, poi va a cagare, però figlio di puttana. Fermato per fuori gioco, proprio mentre stava per involarsi verso la porta. Finita ragazzi, finita, evviva, evviva. Finisce con il nome della classifica. Questa partita. C'è una partita in più. Vediamo. Non mi interessa. Non mi interessa, vaffanculo. Contro il Livorno. Una in più nel Napoli, ma comunque li ha vinte tutte e due, ragazzi. Adesso veramente è un'impresa disperata. Il Napoli è un passo dal titolo, dallo scudo. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.